Adesso andiamo qua su del Collalto, prendiamo la forestale che arriva alla Caserate e poi continua verso il bivio che porta a Forcella di Giais. Andremo su a vedere il nuovo tratto che dovrebbe essere stato completato e che dovrebbe anche collegare tutta questa zona alla Casera Montelonga e poi a Barcis, perché potrebbe essere un percorso interessante da fare anche in bicicletta. Se fosse così, probabilmente noi scenderemo direttamente fino alla Montelonga e poi a Barcis e torneremo indietro a Mezzomonte. Eccoci qua all'intersezione con la strada sterrata per Pian delle More. Qui a destra si va per Forcella di Giais, ma noi adesso andiamo a sinistra a vedere la strada nuova. L'hanno fatta, guarda qua dovrebbe cominciare il sentiero 971, l'hanno fatta. Allora è questa, hai visto? È aperta? Sì. Andiamo su allora. Allora ragazzi, abbiamo scoperto che hanno fatto la nuova strada, come avevano postato su Facebook le foto del nuovo percorso. Quindi è stata ultimata, è Dunque, aperta. È aperta, però vediamo com'è. E seconda cosa, dov'è il vecchio sentiero? Cavolo, ma è una salita? Cazzarola. Che cos'è il 30%? Oddio. Ma scherziamo? No. Qua è il vecchio sentiero. Lo so che siamo fuori mappa, questa è nuova. Adesso io sto registrando e poi lo inserisco su OpenStreetMap. Ma come diamine hanno fatto? Con la ruspa. La Venezia delle Nevi da anni che è un disastro. E questa la volontà è iskei. E questa in 2 giorni l'hanno fatta? Comunque ora siamo a quota 1461 circa. Scendiamo fino a Barcis. Poi dobbiamo decidere se andare per la Pala o per la Montelonga. Ok? Intanto vediamo com'è la discesa. Occhio, ti passo! Bellissimo!
curvone molto stretto, poi giù a sinistra, salto, sinistra, curvone, chiude, vai. Tra poco dovremo essere già alla forestale che porta alle casere. Dovremmo essere già su una di quelle. Questa è vecchia, deve essere la strada per le casere, sta qua. Questa deve essere la strada per Casera La Pala o la Montelonga, adesso non mi ricordo. Occhio qua. Occhio, stringe! Frena! Qua a destra invece si risale per un pezzo e poi si ridiscende fino a Casera La Pala. Qui è più breve, però ti tocca fare la salita. Qui è più lunga, ma più panoramica. Più o meno a grandi linee così. Direi di fare quella. Vuoi fare quella più panoramica per la Montelonga? Va bene, ok. Occhio! Più scorrevole di là. Adesso vado piano perché lui non conosce bene sta strada e da sta parte me la ricordo male anch'io, è tanto tempo che non la faccio più. Occhio qua! Un attimo che aspetto lui. Pietre di taglio qua. Cerchiamo una via pulita.
passo. Bello, eh? Lo aspetto. Occhio qua, frena. Occhio. Buono. Ok, qua c'è il bivio, però si continua a destra. C'è l'altro pezzo che scende e fa ancora più panoramica, ma è più vecchio e meno battuto. Occhio qua. Occhio. Presa larga. Infatti adesso comincia il tratto asfaltato, però non bisogna fidarsi. Fare attenzione qua che ci sono rocce. E muschio. Occhio, chiude. Cavolo, ho preso qualcosa. E qua tira giù di brutto, bisogna stare molto attenti. E più ci sono cose, pietre, rami sull'asfalto che non vedi. È molto sporco. Accidenti, mi si è chiuso il freno. Aspetta che vediamo quell'altro. Ok,
Ok, c'è. Piano qua. Occhio. Questa è la strada del Ponte Vecchio. Che meraviglia. Eccoci arrivati a Barcis. Wow! Eravamo dietro là, siamo saliti, scavalcato la montagna, scesi a Barcis e tornati indietro.